Siamo giunti al giro di boa Serie A Futsal, 15ª giornata. Il Lynx Latina ospita il Real Futsal Arzignano in uno scontro salvezza. 12 secondi dalla fine che girò il pala Bianchini, in quella partita si fece male anche Carlignos. Intanto Federico Palmegiani, il tocco di Rabal, colpo di petto di Aiello, va via Rabal, la parata di Bastini. Parte Amoroso, la parata di Menichella. Intanto Jander, palla per John, il sinistro. Apre il sinistro, Menichella non perfetto, ancora Menichella, poi il salvataggio di Palmegiani dopo il miracolo di Menichella. Parte Jander, il destro, Bastini ci mette le mani, poi ancora Jander. Marzio, 1-2 con Simi, va via Marzio, il sinistro, palo. Poi il gol dei Simi, 1-1 il pareggio dell'Arzignano. C'è Molaro sulla sfera. Parte Molaro, il destro a giro, Menichella in spaccata. Jander di prima esce bene Latina, c'è Rabal, c'è anche Palmegiani. Rabal, palla per Jander, il tocco sotto, Palmegiani. Palla resta in campo, il colpo di testa di Vinicius, la recupera Jander. C'è Aiello, il destro, palla alta. Aiello, Johnny. Imbucata per Jander che va via, Jander! La giocata di Simi va via, se la porta sul destro, c'è Amoroso, Amoroso! E l'Arzignano completa la rimonta al 14esimo. Rabal, Jander, palla per Greco, in due tempi Bastini, serve Rabal, va via il numero 13, ancora Rabal, entra in area, palla al centro e la gol di Jander! Alla sua prima presenza qui al Pala Bianchini, il pareggio del Latina. Finisce il primo tempo 2-2 tra Latina e Arzignano. Va via Jander, palo! Che di prima serve Palmegiani, se la porta sul sinistro, palla alta. Lancio per Rabal, colpo di testa, la palla resta lì e il gol del Latina con Greco. Il vantaggio, probabilmente l'autorete di Vinicius. L'ultimo tocco è di Vinicius. Ancora Rabal, palla per Palmegiani sul fondo. Latina ad un passo dal 4-2. Va via Molaro, ancora Molaro, salta Aiello, il destro di Molaro. Menichella, Molaro, Menichella. Palla al centro, il tocco e il gol di Claro. Il pareggio dell'Arzignano. Il sinistro di Palmegiani. Lancio dell'estremo difensore, l'errore di Menichella, attraversa la rovesciata di Morillo. Il destro, la doppia parata di Bastini. Jander, Greco col sinistro, palo. Ancora Claro dopo il tocco di Molaro, si accenta il numero 22. Marzio di prima per Molaro. Va via Molaro, la parata di Menichella, poi Greco, Marzio, palla fuori, Molaro se la porta sul destro, ci prova Marzio, palla fuori, Molaro se la porta sul destro, ci prova Menichella, dice di no, ancora Molaro, il destro, Menichella, poi ancora Menichella e il gol di Claro, la doppietta. Il numero 22 la ribalta, Arzignano in vantaggio. C'è Bastini, lancio lungo, Molaro attaccato da Greco, si gira Molaro, va via Molaro, traversa, parte il numero 30, il tocco, la parata di Menichella. Rabal, il destro, la parata di Bastini. Marzio, va via Morillo, 5-3, gran gol di Morillo. La finta di Johnny, il sinistro, che parata di Bastini, lancio lungo, colpo di testa di Simi per Vinicius, il tocco sotto, palla sul fondo. Greco sbaglia, riparte Molaro, ancora Molaro, traversa e la seconda, esce bene da Marzio, va via l'Arzignano, Marzio si accentra, Marzio, palla e il gol, la palla per Simi, l'assist di Molaro, 6-3 e l'Arzignano chiude la partita. C'è Jander, Greco il sinistro, la doppia parata di Bastini che poi apre il piattone e il gol
di Bastini che mette il punto esclamativo al match e alla sua mostruosa prestazione. 7-3 e finisce la partita. 7-3, l'Arzignano vola a 10 punti e scavalca il Latina.